Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. E buon pomeriggio carissimi ascoltatori di Radio Libertà e bentornati su Crossroads, puntata numero 21. Ed eccoci qua signori, questa settimana che voglio iniziare comunque ricordando un piccolo un piccolo avvenimento che è successo questa data, purtroppo drammatico, che è decisamente legato al mondo della musica e purtroppo per me anche al mondo degli Eagles of Death Metal, che sono una delle mie band preferite, che erano la band che suonarono esattamente 10 anni fa al teatro Bataclan di Parigi, e mi sembrava comunque corretto comunque ricordare quei poveri ragazzi che per godersi un concerto hanno poi purtroppo perso la vita. Comunque il loro ricordo sarà sempre con noi, anche perché erano dei fratelli metallari e rocchettari, quindi saranno sempre con noi. Detto questo, direi di andare con la puntata di oggi e iniziare subito con la prima canzone, con la band dell'Arabia Saudita, Tad al-Jalid degli Al Namrud.
Ed eccoci tornati dopo il primo pezzo dei Al-Namrud, questa band che ha portato questo pezzo folk, che in realtà è abbastanza una rarità appunto nel loro repertorio, perché di solito sono più affini appunto al genere black metal, che è un po' sembra un po' un controsenso per una band che arriva dall'Arabia Saudita, perché appunto dal paese dei fantastici sceicchi che controllano i petrodollari come tutte le altre monarchie del Golfo, appunto lì vige una delle più opprimenti dittature islamiche che sono presenti in questo momento nel Medio Oriente e un po' in tutto il mondo. Vige assolutamente la legge della Sharia e poter fare della musica, poi figuriamoci della musica black metal che solitamente tratta di temi antireligiosi, figuriamoci, cioè ti vale direttamente come minimo la galera se sei fortunato, se sei meno fortunato una condanna a morte. Ecco, secondo me questo qui è la dimostrazione lampante di quanto la musica possa essere potente, perché se questo gruppo di ragazzi appunto dell'Arabia Saudita rischiano la loro vita per poter pubblicare la loro musica, significa che stanno portando avanti una battaglia che è prima di tutto politica, perché questo è un atto di ribellione a piena regola, è un atto di ribellione che comporta il lanciare un messaggio forte e importante. Noi come individui non ne possiamo più di quello che è il mondo appunto della Sharia religioso legato all'Islam. Vi leggo un piccolo estratto che ho trovato e secondo me molto molto interessante, appunto che ha rilasciato questa band al giornale Vice, che comunque ne ha fatte anche altre di inchieste anche molto interessanti che vi invito a seguire. Ad esempio c'è in inglese sottotitolato per chi volesse ascoltarlo, quello di una comunità abbastanza nutrita di aderenti allo stile punk, appunto che sono attivi in Indonesia, dove appunto anche lì il paese islamico più grande al mondo, in uno di quelle regioni dell'Indonesia dove vige anche lì la Sharia, e anche lì sono perseguitati appunto per seguire lo stile punk, che più di tutti rappresenta appunto anche la ribellione contro il potere. Comunque gli Al-Namrud appunto rilasciano questa intervista al giornale Vice e gli intervistatori gli chiede: che motivazioni avete per adottare un atteggiamento così antireligioso in un paese dell'Islam più radicale come l'Arabia Saudita? E la risposta appunto del chitarrista che aveva rilasciato questa dichiarazione è: non ne possiamo più della religione. Tutto ciò che è connesso, che a lei connesso ci fa vomitare. Cioè io vado da uno psicologo, mi ha spiegato che è meglio esternare la rabbia e le frustrazioni che provo quando le provo, invece che tenersele tutto dentro. E quindi eccomi qui, detto fatto. Cosa può esserci di più motivante che vivere in un paese in cui tutto è controllato dalla religione? Sostanzialmente gli individui qui non hanno diritto di fare niente. Siamo soggiogati dalla Sharia. Tutto quello che facciamo deve essere giustificato davanti all'Islam e accettato dalla società. Sono due potenze esagerate qui. La religione e la società interagiscono tra loro e si compensano a vicenda. E infatti gli Al-Namrud sono proprio ribelli direttamente dal loro nome, perché appunto Namrud, il re Namrud, re babilonese, presente anche nei racconti biblici, che si ribella appunto alla volontà di Dio e rappresenta poi quello che è appunto il pensiero originario degli Al-Namrud.
loro fanno la musica per ribellarsi a un sistema e anche per lanciare un messaggio importante, cioè per loro che vengono da un paese dove anche l'istruzione è in mano appunto agli enti religiosi e dove tutto quello che viene visto come pre-islamico è praticamente spacciato appunto dalle scuole religiose come un qualcosa di barbaro, di selvaggio da non prendere come esempio, al di fuori appunto dell'unica cosa che porta il lume della verità e della ragione secondo loro, ovvero l'Islam. Per gli Al-Namrud invece è completamente diverso. Loro sono persone che innanzitutto hanno studiato anche molto quello che era l'Arabia pre-islamica, che tutto non era, tra parentesi, purché un mondo barbaro o non civilizzato, anzi, appunto i romani chiamavano la parte, diciamo, inferiore dell'Arabia, quella che oggi corrisponde all'attuale Yemen, all'Arabia Felix, appunto per le ricchezze dei mercanti che viaggiavano lungo quelle rotte che portavano appunto lungo la via della seta e all'India e alla Cina. E appunto loro ne fanno tesoro e prendono questo immaginario che è l'immaginario pre-islamico dell'Arabia, ci aggiungono appunto, come in questo caso, elementi tradizionali della loro musica, quindi con strumenti tradizionali, utilizzando miti e leggende appunto che possono essere quelle dei jinn, appunto antiche figure del mondo preislamico che poi verranno aggiunte appunto anche al mito islamico e diversamente poi cambiate per diciamo tenerle buone secondo quello che deve essere il modello islamico. E non solo, è anche comunque poesie, racconti popolari e appunto storie diciamo più di romanzate, sì comunque inerenti al mondo islamico, ma legate anche qui ad antiche tradizioni come possono essere i racconti delle Mille e una notte, che appunto hanno ispirato la loro musica. E non solo, dato che chi ha scritto, diciamo, il pezzo che prendiamo dalla nostra sigla è di Eric Clapton, che ha ispirato anche lui nella sua famosissima canzone Leila. Comunque, tornando agli Al-Namrud, questo qui rappresenta, secondo me, oltre che l'album più riuscito, quest'ultimo che hanno fatto uscire per quanto riguarda l'unione di elementi appunto di musica folk orientale e appunto black metal, è quello che più di tutti trattando comunque temi poi nei testi fortemente antireligiosi, molto più degli album precedenti, ci deve far porre questa domanda. Il genere black metal è in Europa oggi visto ancora con ostilità, appunto per i suoi temi antireligiosi. E abbiamo avuto anche qui in Italia di recente degli spettacoli abbastanza incresciosi di preti che andavano fuori dai locali dove, ad esempio il Fabric qui a Milano, dove si sarebbero esibiti delle band e degli artisti black metal, e li hanno messi in guardia dei pericoli del diavolo, del demonio e del fatto che fosse musica satanista, che poi la maggior parte delle volte è antireligiosa ma non è satanista, però questo non lo sanno perché non vanno poi a vedere fino in fondo i contenuti delle band, ma si fermano magari ai titoli, per cui non capiscono che la figura retorica ad esempio del diavolo è utilizzata come
appunto un paragone non perché sono adoratori di Satana, comunque per non svariare troppo sull'argomento, quanto noi oggi stiamo dando per scontato quella che è la nostra libertà, e non solo a livello musicale, perché oggi essere antireligiosi è possibile quasi solamente in Europa e nel mondo libero, quindi quello occidentale. E appunto gli al-Namrud, ma non solo, i ragazzi che a Teheran si sono ribellati al regime, suonando Seven Nation Army fuori da un locale, appunto i ragazzi che aderiscono allo stile punk in Indonesia. Sono tutti esempi di come oggi noi diamo una libertà per scontata. E appunto io prima di andare con la prossima canzone vi invito e vi faccio questa domanda, perché qui mi invito a riflettere. Oggi, anche nell'esporlo in maniera artistica, appunto, come nella musica, noi siamo davvero consci e consapevoli di tutta la libertà che abbiamo qui in Occidente rispetto agli altri paesi del mondo? Ed ecco, con questo, dopo questo spunto di riflessione qui vi lascio, vado con la prossima canzone, ovvero con le fantastiche Kyle e Mikla con il loro ultimo pezzo, Storn Nujols. Slá í takt, orðin þurftu ekkert sagt, málið sem að brann svo bjart horfið út í myrkrið svart. Vertu aftur stjörnuljós sem lýsir mér dimma nótt. Þegar veikist eldur þinn, þá skal ég ljá þér logann minn.
snöet vev. Timen guider grömmelsar þú og ég í þúsund ár. Hjartið svo það var, hjartið okkar í sagan. Brosið draugar fortíðar, brosið draugar alls staðar. Ráðum tutti okkur ein, viljum bara finna til. Nokkur augu ekki sjá, og fjarlægt fyrir milli blá. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, appunto con le Kalen Mikla, questo trio di ragazze islandesi che diciamo hanno preso e unito i Joy Division con la musica un po' più oscura e sperimentale di Diamanda Galassi. Ne hanno fatto uscire questo stile davvero unico che in realtà va a riprendere anche temi non solo appunto della loro terra d'origine, ovvero dell'Islanda. Appunto loro cantano anche oltretutto solamente in islandese, e appunto quindi miti che sono legati essenzialmente al mondo magico norreno, appunto della tradizione vichinga più pura, e lo uniscono con il concetto appunto, ne parlavamo prima parlando anche di religione, di black metal, di stregoneria che era in voga più nel Medioevo, dove però viene rivisitato e diciamo tolto di quell'allone negativo che ne aveva tra Medioevo, poco in realtà, più nel Rinascimento, appunto della figura della strega. Quindi che influenzano molto i loro testi appunto attraverso questa figure retoriche appunto che vengono prese dal mondo magico, e quindi quello norreno appunto, dove la magia è appunto un qualcosa di evocativo, è direttamente iscritto nelle rune, che di per sé ne hanno un valore magico, cioè la scrittura, i vichinghi ne davano appunto quella runica, ne davano un valore magico, il conoscere qualcosa gli dava appunto un potere, e appunto anche attraverso la figura medievale anche delle streghe invece che riguarda decisamente di più invece la figura femminile, che nelle loro canzoni ne assume, ne prende una forza decisamente più positiva ecco, rispetto a quello che era la visione del Medioevo. Appunto uniscono appunto quindi questa visione quasi folk appunto per quelli che sono gli argomenti che vengono trattati nei loro testi, ad elementi appunto del post-punk e della dark wave più anni 80, appunto quella di appunto di ispirazione ad esempio dei Joy Division, e ad una musica più sperimentale e in un certo senso anche gotica, nel termine più non gotico da quello che è il concetto moderno del termine, ma appunto gotico proprio il riferimento artistico e culturale che si aveva appunto tra il Medioevo, appunto nel periodo del Medioevo e del Rinascimento. E ne esce fuori questo
sound molto glaciale, molto anche oscuro, che però ha un fascino davvero incredibile, e con tutti i riferimenti culturali che vengono presi appunto dalle loro terre di origini, da cui comunque ne esce fuori sempre una grande musica, perché l'Islanda, uno dei in percentuale, è quello probabilmente che il paese che esporta più musica di tutti gli altri, perché hanno una percentuale di popolazione dedita alla musica veramente enorme. Certo, non sono un paese grandissimo, però appunto hanno questa tradizione, come tutti i paesi nordici e scandinavi, appunto, dove la carriera musicale e l'imparare l'importanza soprattutto della musica lo si insegna innanzitutto anche a scuola, a differenza che da noi, dove al massimo suoni il triangolo, il flauto. In Norvegia, Islanda o Danimarca insegnano a suonare la chitarra, il basso e la batteria sin da bambini, quindi c'è già un ritardo che abbiamo noi incredibile rispetto a loro, e appunto l'unione con la cultura che rende tutto decisamente più affascinante. Ora però dobbiamo andare in pausa con un piccolo break. Ci sentiamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E rieccoci, carissimi ascoltatori di Radio Libertà. Direi di non perdere
altro tempo e di andare immediatamente con la terza canzone, Switch, dell'italianissimo Gianluca Porro. A lot of people talking lately. They're telling me that you know good. Don't like the way you treat me now. 'Cause you don't treat me like you should. You don't have to be a just to be my angel and you switch. Oh babe, you don't have to be a just to be my angel and you switch. You just switch it to a I wanna tell that I love you, but I'm scared to. Afraid of how you may react. I missed the way we were before. Oh, you flick the switch and never flip back. Oh, baby, you don't have to be a just to be my angel and you switch. Oh, baby, now you don't have to be a just to be my angel and you switch. You just switch to a you've done me so damn wrong, and now all my money's gone, and all you left was pain. You've done me so damn wrong, and now all my hope is gone, and only pain remains. You've done me so damn wrong, and now all my money's gone, and all you left was pain. All you left was pain. You've done me so damn wrong, now your hope is gone, and only pain remains. You don't have to be a just to be my angel. Then you switch, then you switch, oh baby, then you switch. You don't have to be a just to be my angel. Then you switch, you just switch to a Ed eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, appunto con Switch di Gianluca Porro. Devo stare attento a confondermi, non con il giornalista in questo caso. Ecco, appunto, però come il giornalista originario della Puglia, appunto di Andria, e con all'attivo il suo primo album da solista. E Gianluca Porro, carissimi ascoltatori, ha fatto quel tipo di percorso che musicalmente a me piace molto. Problemi tecnici, ma tutto risolto subito, meno male. Comunque, appunto, vi dicevo, il percorso che a me piace molto. Appunto, lui si avvicina comunque da bambino al mondo della musica e appunto quello della batteria, che poi è il suo strumento, molto presto, all'età di 3 anni, utilizzando, come fanno molti magari da bambini, pentole e coperchi per simulare appunto la batteria e il suo groove. E appunto da lì nasce la passione per la batteria, e un'esperienza che comunque lo porta nel tempo, oltre ad insegnare anche come docente appunto presso un istituto, appunto insegnare a suonare la batteria,
e a fare il lavoro di turnista. Lo fa sia in Italia che con artisti stranieri, soprattutto americani, e questo qui gli dà una grossa esperienza e lo aiuta molto a suonare innanzitutto tanto, cioè perché il turnista suona veramente tanto seguendo in tour altri artisti e si fa un'esperienza bella importante, appunto, che è propedeutica poi per quello che è il passaggio successivo, lo step successivo, appunto. E dopo appunto tanti anni dove ha lavorato come turnista per progetti essenzialmente rock, jazz e funky, riesce appunto quest'anno a produrre il suo primo album. E appunto secondo me questo qui è il percorso che deve essere d'esempio per tantissimi giovani musicisti che vogliono intraprendere il mestiere, perché insomma di esempi anche tra i nomi più illustri ne abbiamo, di artisti fenomenali che hanno iniziato appunto come turnisti. Se pensiamo ai Led Zeppelin, sia a John Paul Jones che appunto Jimmy Page, sono due che hanno fatto per tantissimi anni la gavetta, e questo qui poi lo si sente nel quello che è la costruzione della canzone e dell'album in generale. E appunto anche qui tutta l'esperienza maturata appunto sia nel mondo del jazz che nel mondo del funky, ore e ore di concerti, di esperienza che si accumulano, lo hanno portato a riuscire a portare agli ascoltatori un album maturo e scritto davvero molto bene, per cui mi sembrava giusto dare un'opportunità anche a questo artista nostrano di poter essere ascoltato anche in radio, e quindi per questo vi ho portato l'ottimo Gianluca Porro. E ora andiamo con la quarta canzone, a me molto cara anche perché scritta da un ex membro di una delle band seminali dello stoner, quindi andiamo con il Brent Bjork Trio con Rock and Roll in the Dirt. That's just the price you have to pay. Heart is a little heavy today. It's what it means to pull away. Customized and modified, you were made to rock and roll in the dirt. Soul is on the search today.
customized and modified. You were made to rock and roll in the dirt. You were made to rock and roll in the dirt. You were made to rock and roll in the dirt. You were made to rock and roll in the dirt. You were made to rock and roll in the dirt. Ed eccoci tornati dopo Rock and Roll in the Dirt di Brent Bjork, appunto, da batterista a batterista, appunto, perché anche Brent Bjork è diciamo un batterista discretamente importante per la storia di quello che è poi il mio genere musicale preferito, ovvero lo stoner rock in questo caso. Appunto proprio perché Brent Bjork impara a suonare la batteria nel deserto della Joshua Tree Valley e con i suoi amici appunto del liceo forma una band discretamente importante, appunto, che inizia a suonare nei primi festival che si tengono nella Joshua Tree Valley, appunto, dove avvengono questi after di queste band locali che mixano un po' quello che è il sound dei Black Sabbath con quello dell'hardcore punk, e ne esce fuori questo stile piuttosto unico, e che Brent Bjork insieme ai suoi due dei suoi amici, appunto John Garcia, che andrà alla voce, e appunto Joshua Homme, che più conosciuto come Josh, alla chitarra, formeranno la band seminale, appunto, Sons of Caius, che poi verrà abbreviata nel corso del tempo solamente nei Caius. E appunto Caius, band fondamentale per la nascita di quello che è lo stoner e anche il desert rock, appunto. Questo stile molto, diciamo, molto caratteristico della zona più desertica appunto della California, che deve il suo stile soprattutto appunto a questi tre ragazzi, soprattutto poi più di tutti alla chitarra, appunto, di Josh Homme, che nel cercare di imitare il più possibile lo stile appunto dei Black Sabbath, e di Tony Iommi alla chitarra, più precisamente, appunto allentano le corde della chitarra il più possibile, proprio il minimo indispensabile
per suonare creano questo suono veramente profondo che diventerà poi il marchio distintivo dei Kyuss, con appunto il loro stile che diventerà un unicum, appunto parlando di temi che riguardano appunto il deserto e riuscendo ad unire diversi generi musicali, appunto dall'hard rock all'hardcore punk, l'heavy metal, quello diciamo iniziale dei Black Sabbath, unendoli appunto in questo nuovo stile, appunto album poi che usciranno come Blues for the Red Sun saranno dei capostipiti e dei capolavori appunto di questo genere che appunto poi da lì inizierà a prosperare e che ancora oggi gode di ottima salute. Ma Brent Bjork non si è fermato solamente a quello, perché appunto lui farà una parentesi decisamente importante con i Kyuss, ma non solo, perché sarà attivo in band, anche in altre band fondamentali per la storia dello stoner, su tutte appunto ad esempio i Fu Manchu, anche loro band californiana che rappresentano il perfetto stile di quello che è lo stoner, appunto l'amore per le macchine, soprattutto quelle i fuoristrada modificati, per lo skateboard e anche per certe sostanze piuttosto illegali. Meglio fermarci qui su e non andare oltre. Comunque, e con i Fu Manchu appunto rappresenterà quello che è lo stile più vero e unico appunto dello stoner, perché in credo 11 o 12 album pubblicati i Fu Manchu non cambieranno mai stile, non evolveranno mai, rimarranno fedeli seguaci dello stoner a qualsiasi costo, appunto poi fino al loro scioglimento. E Brent Bjork comunque in quel periodo tornerà anche a collaborare con l'amico nemico Josh Homme, appunto nelle Desert Session, che sono questo meraviglioso collettivo che Josh ha riunisce nel suo appunto nel suo ranch di Rancho della Luna, e dove registrano pezzi e pezzi poi da utilizzare ognuno nelle rispettive band. Infatti poi quando Josh Homme fonderà i Queens of the Stone Age, moltissimi dei pezzi più importanti sono usciti dalle Desert Session. Per citarne uno tra i miei preferiti, Make It With You, appunto, che è uscito dalla Desert Session, se non sbaglio 7 o 8. E oltre a quello Brent Bjork non si fermerà, perché inizierà una carriera appunto con una band omonima, appunto i Brent Bjork Trio, e collaborerà con appunto un altro dei grandissimi tra i membri più illustri dei Kyuss, appunto il bassista Nick Olivieri, nella sua band Mondo Generator, dove sperimentano un po' questo stile unico, dove fanno confluire appunto stoner, hard rock, blues, country, insomma un mondo totalmente folle, come è folle quello sia di Brent Bjork che di Nick Oliveri, appunto. Quindi una canzone per rendere omaggio a questa leggenda che ha contribuito a portare avanti uno dei generi che più amo, che sicuramente andava appunto portato, anche perché proprio negli ultimi mesi, appunto quest'estate, Josh Homme ha riaperto alla possibilità di riformare i Kyuss per realizzare un nuovo album. Quindi quale periodo migliore per iniziare a portare musica legata appunto a questa band e poterne iniziare a parlare un po'. Ed ora però carissimi ascoltatori
non più telespettatori di Radio Libertà. Andiamo ora con l'ultimo pezzo, il pezzo Crossroads della giornata, Madness in a Jar di Mark Teitler. Ed eccoci tornati con l'ultimo pezzo della giornata, il pezzo Crossroads, che per chi sta ascoltando comunque sentirà in sottofondo che ancora sta ancora andando, mentre appunto mentre finisco di raccontare poi do i saluti. Comunque questo pezzo che ho scelto perché innanzitutto è un po' un piccolo spoiler a quello che tratteremo la settimana prossima, appunto essendo stato prodotto da un produttore, appunto compositore di colonne sonore che ha lavorato anche nell'ambito dei videogiochi facendo colonne sonore per PlayStation, che appunto sarà l'argomento di settimana prossima, appunto quello delle colonne sonore, e che mi interessava anche portare perché oltre a fare secondo me delle bellissime colonne sonore molto sperimentali, molto cupe, ha portato anche appunto creato delle colonne sonore per serie TV che ho adorato, appunto come American Horror Story, che sono una tra le mie preferite, e soprattutto per raccontare l'ecletticità di questo compositore che ad esempio ha in programmazione un adattamento musical fatto con l'intelligenza artificiale della fiaba di Pinocchio, e secondo me era molto molto interessante da parlarne. Appunto si sente benissimo come il suo stile, che unisce la musica classica con elementi di elettronica, riesca a combinare comunque un sound decisamente unico, che può svariare dalle più vari stati appunto dei sentimenti, da quelli più cupi, da quelli poi magari anche più giocosi, appunto come nel lavoro che sta preparando per il musical di Pinocchio, appunto, e che crea uno stile davvero unico
e particolare. E appunto anche per farvi un piccolo spoiler per la settimana prossima di quello che sarà una puntata dedicata alle colonne sonore dei videogiochi, appunto, che sono una grande passione del sottoscritto e che sono comunque secondo me tra gli elementi di musica presenti nei vari media, quelli tra i più belli che si possano trovare, anche con maggiori curiosità e storie dietro da raccontare. Quindi preparatevi una puntata che sarà decisamente molto narrativa e molto incentrata su appunto quello che ormai è una forma di intrattenimento che non ha più nulla da invidiare a film o serie TV. Purtroppo per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ricordo come sempre di seguire Crossroads ogni giovedì dalle 3:30 alle 4:30 e ogni lunedì ovviamente i Barbari Eleganti. E io vi saluto ricordandovi che qui su Radio Libertà la musica non muore mai. Avete ascoltato Crossroads,